Aiù, aiù, siamo inguaiati, aiù, stiamo inguaiati, stiamo inguaiati, ma serio, aiù, più inguaiati noi, non ce ne sto, aiù, aiù, noi siamo inguaiati, con Napoli, stiamo proprio inguaiati. Vabbè, bella a tutti ragazzi, bella di nuovo vita. Aspetta, facciamo un calo, batta, napoletano. Come state? Tutto bene? Spero di sì. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Io sono i 100 iscritti, stiamo crescendo in un modo straordinario. Mi raccomando, continuiamo così. Vabbè, questo qua è un video su fuoco, raga, perché stamattina è arrivata mi è arrivata una notizia da una mia fonte eh, che in pratica c'è stata una chiamata qualche giorno fa, 1 o 2 giorni fa, tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, dove Aurelio De Laurentiis dice: tu passi per fare una tua passo falso e ti esoneriamo, però non ti esoneriamo noi, ti devi dare tu le dimissioni, ti costringo io a dare tu le dimissioni. E questa cosa è da rispettare, voglio. Antonio Conte, sì, boia, scusate, De Laurentiis ha fatto una grande cosa, ha detto una grande cosa, perché tu vai a dire, eh, Antonio Conte, allora, tu mo con la domanda o vinci, se no te esoneriamo, però non è che ti devo esonerare io, perché se no ti pago io. E tu già in questi 2 anni mi hai fatto spendere più di 200 milioni. L'anno scorso ci ha fatto spendere 150 milioni. Quest'anno 100 milioni. Sono 250 milioni in totale. Tu mi hai fatto spendere 250 milioni. E vuoi pure che ti paghiamo il contratto di quest'anno più il contratto dell'anno prossimo? Ma anche no. Quindi Antonio Conte, se fai un falso contro l'Atalanta, che in questo periodo sta andando male, lasciamo stare il fatto che mi ha preso un nuovo allenatore, Raffaele Palladino, però vabbè, che ha, deve ancora fare gli allenamenti. Il tempo martedì, lunedì, martedì che la nazionale torna, tutti i giocatori rientrano. Appena rientrano fanno gli allenamenti. Chissà, farà una settimana più o meno, perché la partita se non sbaglio si gioca, ma neanche una settimana, perché la partita si gioca di sabato. Se si giocava di domenica, allora tu facevi giusto una settimana, 6 giorni ti facevi e poi facevi la partita. No, tu, tu vai a giocare contro una squadra che ha fatto solo 4-5 allenamenti. Per arrivare minimo una settimana devi fare almeno 6 allenamenti il giorno dopo la partita. Però Antonio Conte, allora, io ti spiego una cosa, ok? Una cosa da tutto il cuore. Noi ti abbiamo amato, ti rispettiamo, hai portato uno scudetto a Napoli. Noi napoletani ti ringrazieremo sempre per questo. Come mamma ha fatto il Spalletti di Cerata, ho terzo scudetto dopo 33 anni, lo ringrazieremo da mo fino ai prossimi 29 anni. E questo è anche per te. Però quando nelle interviste te ne esci e dici: ah no, i giocatori non rendono, non mi hanno preso i giocatori e cose simili, come è successo nella conferenza stampa post, come si chiama, Bologna-Napoli. Tu non puoi dire perché il Napoli ti ha acquistato 9 giocatori su cui lavorare. Mo sta a te vedere come lavorare. L'anno in estate è cambiato il preparatore atletico,
cavolo, vuoi andare a prendere un nuovo preparatore atletico che sia adatto per il Napoli? Dire vicino a De Laurentiis, prendimi questo preparatore atletico e no quell'altro. Cioè, ma che diciamo, la preparazione quest'anno in estate è stata la preparazione atletica è stata uno schifo esagerato. Vabbè, in caso di, tra virgolette, le dimissioni di Antonio Conte, il Aurelio De Laurentiis sta pensando, come dicono le mie fonti, a Thiago Motta. Allora, per me, ma proprio per me, Thiago Motta non ha da venire proprio, non ha da manco prenotare l'aereo, proprio lì a Napoli. Voglio faccio un attimo un piccolo taglio che mi sta per cadere il telefono. Ok, ho fatto, ho tutto a posto. Allora, stavo dicendo, Thiago Motta non ha da manco prenotare l'aereo per fine anno. Perché non è una Aurelio De Laurentiis, spero che non fai questo errore di andare a prendere Thiago Motta come allenatore. Perché quello che ha fatto a Bologna è stata tutta fortuna. Perché là teneva squadra, teneva il coso Pisa, teneva i giusti modi, i giusti giocatori e tutto. Teneva un Calafiori, teneva altri giocatori, teneva Assolini, vabbè, Assolini sta ancora, teneva Zirkzee che stava formando bene, quasi me ne dimenticavo, e là è stato fortunato perché teneva i giocatori adatti a lui. Qui a Napoli non ci sta manco mezzo giocatore adatto a lui. Possiamo dire Peo che se non mi sbaglio a giocare, è stato allenato anche da Thiago Motta, però se prendi altri allenatori, non a fare questo errore di prendere dei allenatori tipo Thiago Motta, Tudor, che non vanno bene per il Napoli. Ma a prescindere dove hanno giocato, possono andare a giocare per l'Italia, per allenare l'Italia, l'Inter, il Milan, la Juve. Tu devi andare a puntare l'allenatore giusto. Io l'ho sempre detto in estate. Non andiamo a rinnovare, non andiamo a tenere Antonio Conte, perché Antonio Conte è sempre successo così che nei secondi anni che fa nelle squadre è sempre venuto male. Solo nel primo anno e a volte nell'ultimo ha fatto bene. Tu devi per esempio, no? Mo io lo ribadisco, ci sta Jürgen Klopp. Vabbè, quello prende 9-10 milioni. Ah, perché Antonio Conte non ne prende 7-8. Ehm, no, però non penso che verrà a Napoli, perché penso oltre ai costi dello stipendio, pure qualcosa in più degli agenti. Però a prescindere da questo, no? Ci stavano. Ci segue Raffaele Palladino che mi aiuta all'Atalanta. Non ci pensiamo. Dai. Vabbè, bella a tutti ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, come già detto all'inizio del video, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. L'obiettivo sono i 100 iscritti. Ciao!